8 al via per questa batteria del Memorial Vincenzo Gasparetto. Sono in 8 all'1 Zax Zumer, Manuel Pistone, 2 Compilation Lorenzo Baldi, 3 Asso RN Gaetano Di Nardo, 4 Corallo Pisano Matteo Legnani, 5 Brest dei Greppi Gennaro Mitrano, 6 Zarevic Blest Santo Mollo in seconda fila, 7 Corsaro San Antonio Di Nardo, 8 Blumen Indal René Legati. Si ritrae Zarevic Blest. Gli altri tutti a lottare, veloce anche Zax Zumer, Corallo Pisano però prova a prendere la testa dall'esterno e scende su Zax Zumer all'imbocco della prima curva. Corallo Pisano al comando, impegnato al largo da Brest dei Greppi, rimane terzo in corda Corsaro San, partito bene dalla seconda fila, il quale precede Compilation, ha sbagliato. Blumen Indal si presenta, chiede, ottiene strada Brest dei Greppi 8, che Blumen passa nei confronti Indal, di Corallo Pisano. sconfiggato. Non tarda ad avanzare al largo Asso RN che è allo scoperto con in scia Zarevic Blest. I primi 400 metri di corsa si completano in 29,4. Prova a rallentare un po' il ritmo Brest dei Greppi, che si è portato a condurre senza strappare troppo nella fase iniziale. Nella sua scia è Corallo Pisano che gli ha concesso il via libera. La terza posizione per Zax Zumer, i 600 che se ne vanno in 44,4. Al passaggio davanti alle tribune, Brest dei Greppi guida il gruppo su Corallo Pisano, Zax Zumer con accanto Asso RN, quindi Corsaro San con a destra Zarevic Blest, alla retroguardia e Compilation. Il primo giro in 59, si viaggia sul piede dell'1, 13,5. Lungo la curva di destra non cambia lo schema, con Asso RN che cerca di avvicinarsi piano piano a Brest dei Greppi, il quale lo tiene a distanza con il ritmo. 1.13,8 il primo chilometro, Brest dei Greppi al comando, seconda posizione per Corallo Pisano, poi Zax Zumer, quindi Asso RN sempre di fuori, sempre stampato lì al salchi di Corallo Pisano, la retta opposta in 14,4, 1.28,2 3/4 di miglio. Brest dei Greppi che allunga, si porta sempre in scia Corallo Pisano, poi Zax Zumer e quindi ancora Corsaro San che non ha spazio per correre, tende a spostare Corallo Pisano ai lati di Brest dei Greppi, che però accelera ulteriormente all'ingresso addirittura arrivo. Brest dei Greppi in vantaggio, Corallo Pisano che sferra l'attacco, è in vantaggio Brest dei Greppi, insiste Corallo al suo esterno, Corallo che va su Brest, i due testa a testa sul palo, Corallo Pisano che si scompone e probabilmente sbaglia, bisogna andarla a rivedere. Brest dei Greppi che allora si dovrebbe essere portato a casa la vittoria, mentre finisce forte Zarevic Blest. Bisogna andare a rivedere nelle immagini il thriller finale con Brest dei Greppi che si difende alla corda, al largo attacca Corallo Pisano, si sbraccia Matteo Legnani per andare a vincere questa batteria del Memorial Gasparetto. Brest si difende, insiste Corallo, la media di 1.13,4, rivediamo con la stretta Corallo Pisano che insiste, sta perdendo il finimento ed è probabilmente questo il motivo che lo fa scomporre, si sta staccando il finimento, vedete ce l'ha giù sulla pancia e sbaglia Corallo Pisano e quindi la vittoria va a Brest dei Greppi. Al secondo finisce Zarevic Blest, in finale anche Zax Zumer e poi Corsaro San Micolatè con il dramma per Corallo Pisano, e meno male non è successo niente perché l'abbiamo rischiata grossissima.